La Sardegna è conosciuta per le spiagge, ma anche le terme in Sardegna sono molto importanti, soprattutto per il turismo interno. Ehm, Intanto com'è cresciuto questo tipo di turismo in Sardegna e sta cambiando questo turismo in Sardegna? È cresciuto perché molti sardi, che già conoscevano le terme, ma molti hanno conosciuto i benefici delle acque termali, che sono molto importanti, per tutto quello che è la parte del benessere, del relax, della parte curativa. Ehm, è importante comunque, in un momento della nostra vita rilassarci. Rilassandoci riusciamo ad ottenere il massimo di noi stessi. Allora vediamo se invece andiamo dall'altra parte dove non ci si rilassa per niente, che comanca. Tu fai conoscere a sardi e non, ma soprattutto a non, posti incredibili della Sardegna. Ma secondo te quanto cambierebbe la Sardegna se anche noi sardi tutti conoscessimo questi posti? Tantissimo. Forse è una cosa che dovremmo fare in futuro tutti quanti noi, vivere al meglio la nostra isola, cercare di scoprirla sempre di più. La verità è che abbiamo la fortuna di vivere in un'isola che a distanze di 20 km l'una dall'altra offre tantissimo, dal livello geologico, culturale, insomma esperienziale, davvero unica, nonché anche enogastronomico che abbiamo visto dal convegno di oggi è saltato fuori che è appunto uno degli indicatori principali delle visite in Sardegna, oltre che vivere l'esperienza, anche l'enogastronomia. I circoli sardi sicuramente ci aiutano tantissimo, perché ritrovare il sardo a casa propria e in questo modo alle terme, io credo che comunque sia la cosa più bella, ma poi anche vicino a casa loro, perché basta poco, noi siamo posizionati in modo tale da poter raggiungere tutta la Sardegna senza fare tantissimi chilometri. Quest'anno è stata la prima collaborazione importante insieme al collega Marco del tour operator Galusè con la mia azienda Your Sardine Experience, ci siamo proposti ai circoli dei sardi e tramite la fase appunto abbiamo fatto due bellissime esperienze, tra cui un tour del vino di una settimana alla scoperta dei produttori prima che del prodotto vino in sé, perché dietro il bicchiere di vino sappiamo che in Sardegna noi quel che dobbiamo probabilmente vendere è il produttore, cioè questa storia millenaria di produzione di vino che parte dalla notte dei tempi probabilmente. E coi circoli abbiamo appunto fatto questa lunga esperienza di una settimana alla ricerca di queste ottime realtà in Sardegna.